È bello che vedere che Dio era, è e sarà con noi. Questa è la cosa che ci distingue nella fede, continuare a credere che Egli è ed è il remuneratore di tutti coloro che lo cercano, che lo invocano. E noi abbiamo questa convinzione. Bene, oggi sono qui in qualità di trainer o allenatore della The Gideons International, della quale faccio parte. Il mio ruolo oggi è presentare un po' l'opera, anche se voi in parte la conoscete, perché tanti di voi sono iscritti nella The Gideons International come gedeoni e ausiliari, no? E quanti di voi conoscono la storia di Gedeone? Penso, possiamo alzare qualche manina così vediamo un po'. Qualcuno conosce la storia di Gedeone? Ecco, Maria Antonietta dice io la conosco, va bene, ci siamo. La cosa straordinaria di questo valoroso guerriero così è definito un po', no? Per la sua determinazione di volere la giustizia da parte di Dio e soprattutto di vedere nuovamente la gloria di Dio. La cosa che colpisce è il fatto che questo è stato Gedeone, è stato raggiunto proprio dall'Eterno, dall'angelo dell'Eterno, e leggiamo che lui, nella Bibbia leggiamo che lui dice: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano dei Madianiti. Non sono forse io che ti mando? Oggi potrebbe essere anche un messaggio per noi, no? Gesù dice: come il Padre ha mandato me, così io mando. E quindi i Gedeoni e Gedeone è quello di un tempo, i Gedeoni sono quelli di questo tempo. Ecco, e Gedeone rispose un po' come noi: oh mio Signore, come posso io liberare Israele dalla mano di Madian? Proprio io che sono nella famiglia più debole di Manasse e sono il più piccolo della mia famiglia. Allora Dio deve insistere e gli dice: io sarò con te. E ancora oggi noi sappiamo che Gesù è con noi. E questo è la forza e il valore del nostro Dio, che non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. E da questa affermazione anche di Gedeone possiamo comprendere che non è tanto l'appartenere a una grande famiglia o a una famiglia numerosa che fa la differenza, e nemmeno se sei il più grande dei figli o il più piccolo dei figli, e nemmeno se appartieni, parlavamo poco fa, a un paese di 2000 abitanti o di 100.000 abitanti, perché la differenza non la fa questa. La differenza è che Dio è con noi. Allora in ogni luogo noi ci troviamo, Valle Lunga, 2000 anime, ma io ne voglio salvare molto di più nel nome di Gesù. Io ne voglio salvare 10.000. Allora allarghiamo i nostri confini, perché ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Alleluia! E possiamo dire che l'opera della The Gideons International inizia in un certo senso quasi così come Gedeone. Lui era lì a sottrarre grano ai Madianiti, e invece i primi due Gedeoni, che nemmeno erano Gedeoni perché ancora non sapevano nemmeno loro chi fossero, nel 1898, pensate, si trovano nella reception di un hotel, al Central Hotel, senza conoscersi, e volevano passare lì la notte, ma ahimè non c'erano camere disponibili singole, se non una camera da condividere. Erano in due, alla reception dicono: guardate, possiamo fare così, potete condividere la camera. E questi due emeriti sconosciuti, che John Nicholson e Samuel Hill, decidono di condividere questa camera. Erano due agenti di commercio. E allora si accingono a mettersi a letto, e quando si mettono a letto prendono la loro Bibbia per fare la loro preghiera, come di consuetudine fanno, e si scoprono di essere credenti. Dice: guarda, anche tu sei un credente? Sì, anche io sono un credente. Questo ci insegna molto, fratelli. Poco fa pregavamo all'interno della saletta di pregare senza stancarci mai.
Vi voglio ricordare questi due uomini, sconosciuti agenti di commercio, e voglio ricordare ognuno di noi che magari si trova con un collega e a volte ci vergogniamo di pregare nell'ora di pranzo, nell'ora di cena. Questi due uomini, prima di mettersi a letto, prendono la Bibbia e pregano, si scoprono che sono credenti e lì decidono di pregare insieme. Due persone, ricordatevi queste due persone. John Nicholson me lo ricordo io, Samuel Hill ve lo ricordate voi, va bene? Però sono sempre due. Queste due si incontrano, pregano insieme e il Signore mette nel loro cuore di creare un'associazione per poter posizionare in ogni albergo dove loro andranno ad albergare una Bibbia nella reception nel 1898. Nel 1899 decidono di fare una riunione e invitano tutti gli agenti di commercio e imprenditori che si trovavano cristiani credenti a partecipare a questa riunione per poterli coinvolgere e dire: fratelli, quando voi vi trovate all'hotel, no, non c'è a Vallelunga l'hotel, mi diceva che non c'è. Dov'è che è il primo hotel più vicino? Ah, ci pensa Nicolò allora. Allora, all'hotel a Caltanissetta dice: guardate, gli diamo ognuno di voi che va in qualche albergo ad albergare, in qualche hotel, gli lasciamo una Bibbia affinché tutti coloro che vanno ad albergare là, nella sala d'attesa, mentre sono lì a bivaccare, magari possono leggere la parola di Dio, il Signore li può toccare e possono ricevere il regno di Dio nel loro cuore. Così decidono di fare questa riunione, pregano, ma dopo un anno si ritrovano, ahimè, hanno invitato tutti gli agenti di commercio, dovevano essere 10.000, 11.000, non so, 1.000, e invece si ritrovano in 3, di cui 2 sono gli organizzatori, Samuel Hill e John Nicholson. E uno si può chiedere: ma Nora, ma viene da Dio st'opera oppure no? Ci siamo in 3, abbiamo pregato, pensavamo venisse da Dio. E comunque, armati di fede e di coraggio, decidono di costituire l'associazione. E Samuel Hill, John Nicholson e Will Knight, che è il terzo che si è aggiunto, pregano sul nome e prendono spunto proprio dal Gedeone, che troviamo in Giudici 6 e 7, per costituire, per dare il nome a questa associazione. Perché Gedeone? Perché Gedeone è un uomo semplice come ognuno di noi, che aveva la sete di giustizia, voleva vedere la gloria di Dio. Gedeone è quello che ha detto: dove sono i miracoli e i prodigi che faceva Dio un tempo e che i nostri padri ci raccontano? Ma Gedeone è anche uno di quello che dice: ma siamo sicuri che Dio sta chiamando me? Vi ricordate il segno del vello? No, prima fa che sia bagnato, poi fa che sia asciutto. Gedeone è un uomo semplice, però ha il desiderio di servire il Signore. E per servire il Signore Gedeone decide di sacrificare anche quello che può essere la simpatia della famiglia. Si mette contro la famiglia pur di servire il Signore, perché la famiglia viveva nell'idolatria e Gedeone la prima cosa che riceve come comando: abbatti l'ascerit di tuo padre. E poi decide anche di andare contro il popolo, i concittadini, perché era l'idolo di quella città. E quindi si mette in discussione e dice: io voglio andare a servire Dio anche a costo di mettermi contro a volte un po' la famiglia, anche a costo di mettermi contro tutti, come si chiamano i vallalunghesi? Mi pare strano, vallalunghesi si chiamano? Vero? Bellissimo. Gloria a Dio. Aragonesi, vallalunghesi, gloria al Signore. Pensavo ci fosse un nome diverso. L'altro giorno mi trovavo a Milena e mi dicevano milucchesi. Ecco, che è diverso. Io pensavo milanesi, ma milanesi sono quelli del nord. Di Milena sono milucchesi. E allora pensate un po', questo Gedeone si mette in discussione e loro, in virtù di questo carattere di Gedeone, hanno voluto dare il nome all'associazione di Gedeoni, di The Gideons International. Si riuniscono poi nel 1907, ecco, non sono più 3, comincia a crescere l'opera, hanno pregato tanti anni e poi cominciano ad arrivare i primi agenti di commercio, ma anche i fratelli, e cominciano anche a subentrare gli anziani, i pastori. Ecco, proprio nel 1908 il pastore Buchalter decide di aiutare, propone addirittura, cioè, guardate, il mio desiderio è che la The Gideons International possa non mettere una Bibbia nella reception, ma addirittura una Bibbia per ogni comodino. E il pastore Buchalter addirittura suggerisce
di prendersi alla federazione di prendersi diciamo di gestire il fondo per pagare le scritture, e viene approvato all'unanimità in quel momento. E allora la The Gideons International lì, proprio in quell'occasione, diventa il braccio esteso della Chiesa, cioè collabora con la Chiesa per la divulgazione e per la collocazione delle Bibbie a quei tempi. Oggi poi, nel corso degli anni, ringraziando il Signore, ci siamo anche accresciuti e vedete, non siamo più i 3 che ci siamo riuniti. Vi ricordate in quanti siamo partiti? John Nicholson e Samuel Hill. Eravamo in 2, giusto? Ecco, oggi siamo in 280.000. 280.000 che anno dopo anno si sono aggiunti gli uni agli altri per una cosa sola, un unico scopo: portare anime a Cristo. Questo è il compito della The Gideons International. E non siamo presenti ora solo a Nashville o al Central Hotel dove si sono riuniti la prima volta, o al Wisconsin, ma siamo presenti come The Gideons International in 201 nazioni. Ora, dire 201 sembra un numero così, a volte anche piccolo, però se noi pensiamo alla Francia, alla Spagna, se pensiamo all'Italia e cominciamo a contare, già sono 3 nazioni, e poi 4, 5, e capiamo qual è l'opera del Signore. Essere presenti in 201 nazioni è un qualcosa di straordinario. Almeno a me dà tanto coraggio e tanta forza di far parte di un'organizzazione così estesa a livello mondiale. E vedete, a quei tempi, quando abbiamo iniziato, i nostri pionieri hanno iniziato, e traducevamo e distribuivamo la Bibbia solo in unica lingua. Oggi pensate un po', distribuiamo la Bibbia in 107 lingue. Io manco pensavo che esistessero. Voi sapevate che c'erano 107 lingue, ma ce ne sono molte di più, ma noi la traduciamo in 107 lingue. Pensate un po' quale opera importante e mondiale noi svolgiamo. Ecco chi è la The Gideons International. La The Gideons International è un'associazione missionaria, internazionale e interdenominazionale. La The Gideons International si propone come scopo quello unico ed esclusivo di portare anime a Cristo. Questo è lo scopo principale della The Gideons International. La The Gideons International si studia di farlo in 5 aree ben definite. Perché solo 5? Ne parlavamo anche poco fa. Perché, ecco, anche per indirizzo, in un certo senso, regolamentare, o magari prendetela come un indirizzo, chiamiamolo così, che nel corso degli anni si è voluto evolvere. Agiamo in queste 5 aree per far sì che ci distinguiamo dall'attività della Chiesa. La Chiesa va magari al mercato ad evangelizzare, la Chiesa va al cinema ad evangelizzare, la Chiesa va in tutti i luoghi, e in queste 5 aree che magari alla Chiesa viene più difficile andare per un discorso sia di economia, perché ci vogliono tanti nuovi testamenti, per esempio, se la Chiesa va a distribuire, ora qua magari le scuole sono più piccole, ma faccio l'esempio, se andiamo a distribuire alla Ragioneria di Agrigento, che sono 700 alunni, a un Nuovo Testamento ad alunno sono 700 Nuovi Testamenti, a €1 il minimo sono 700 euro. Ma un Nuovo Testamento può costare, io parlo di Nuovo Testamento, non di Vangelino, va bene? Un Nuovo Testamento può costare anche €2, e quindi sarebbero già 7 per 2, 14, 1.400 euro per una distribuzione. Ora pensate al potenziale che abbiamo per le mani quando noi facciamo le grandi distribuzioni, e la The Gideons International agisce in queste aree ben definite anche per questo motivo. Le scuole, poi gli ospedali, carceri, alberghi e forze armate. Sono 5 aree ben definite. E voglio dirvi un qualcosa di particolarmente straordinario, a cui io stesso ho potuto assistere nel corso degli anni. Per esempio, nelle scuole, mentre io facevo una presentazione come questa nella chiesa di Racalmuto e spiegavo della distribuzione nelle scuole, si alza un ragazzo e dice: io sono uno di questi.
Nella scuola di Canicattì io mi ricordo, c'ero pure io ma di me non si è ricordato, si è ricordato del fratello Endovino che ora è in Germania. Dice, io mi ricordo del fratello, mi ha dato il Nuovo Testamento, ha ricevuto quel Nuovo Testamento e da quel momento lo ha letto, lo ha riletto e Gesù ha toccato il suo cuore e ora, dice, frequento la chiesa regolarmente. Negli ospedali questa testimonianza sempre personale, mi ritrovavo nel reparto di psichiatria e a volte abbiamo i nostri parenti, lo dicevo pure in saletta. Io facevo la mia distribuzione, mi hanno consentito di fare la distribuzione, la collocazione lì nei comodini dell'ospedale e mentre vedo una signora che era coricata da un lato, mi guarda e mi dice: che stai facendo? Quasi con tono minaccioso. Dico: guarda, sto lasciando un Nuovo Testamento che parla di Gesù. Se vuoi lo puoi leggere, ti può aiutare. Lei mi dice: anche mio fratello è un evangelico. Sei evangelico? Sì, sono evangelico. Anche mio fratello è evangelico. Ah sì, dico, non lo sapevo. Dico, ascoltami, vuoi che preghiamo assieme affinché il Signore Gesù ti aiuta? Lo diceva con aria minacciosa, però in quel momento il Signore ha toccato il suo cuore, ha voluto pregare, ha voluto ricevere il Signore e ha voluto leggere il versetto del Vangelo dove dice che Dio ha tanto amato il mondo da aver donato il suo unico figlio affinché chiunque crede non perisca ma abbia vita eterna. Ed era la sorella di un fratello e era in reparto di psichiatria ed è stata raggiunta e toccata proprio lì, non da suo fratello, chissà quante volte gli avrà predicato il fratello, ma da un Nuovo Testamento e da un Gedeone che andava a distribuire. E che dire, anche lì nell'albergo, quanti di noi hanno amici o anche noi stessi ci troviamo negli alberghi? Io mi sono trovato con un caro amico che è andato in Germania per lavoro, siccome conosce che sono un Gedeone, mi ha mandato una foto via WhatsApp qualche mese addietro e mi dice: ecco, guarda, mi fa vedere il timbro in tedesco, che capivo poco e niente, però c'era il quadrilingue. E mi dice: non sei riuscito a farmi leggere la Bibbia in Italia e me la vuoi far leggere qui in Germania? Capite bene? Io ero al mio posto di lavoro, lui in Germania a cercare lavoro, eppure Dio lo ha raggiunto proprio in una camera di albergo. Forse perché lì aveva il suo tempo da dedicare, non aveva null'altro da fare e quindi cercava di leggere qualcosa e ha trovato il nostro quadrilingue. Come l'ha potuto leggere? Perché c'è anche l'italiano, oltre al tedesco e al francese, e quindi di conseguenza ha potuto leggere il Vangelo lì in Germania. Come altre testimonianze in carcere di una persona che per rabbia aveva sgozzato la moglie. Perché? Perché la moglie gli chiedeva dei soldi, che era una tossicodipendente, lui era uscito dalla tossicodipendenza e questo ragazzo, preso da uno scatto di ira perché gli voleva togliere, lo minacciava con il figlio, dice: o mi dai i soldi oppure non ti faccio vedere il mio figlio. L'ha sgozzata. Però trovandosi lì in prigione aveva paura, vergogna di incontrare tutto e chiunque. Tutti. Qualsiasi persona ci andava non la voleva vedere. Tranne quando ci va la parola di Dio. Lì ha visto un Nuovo Testamento, ha cominciato a leggere, è stato toccato, è ritornato, attenzione fratelli, è ritornato, non è andato, è ritornato al Signore. Capite bene? Ha compreso di aver commesso un qualcosa di veramente di brutto, ha la consapevolezza di dover pagare per l'errore che ha commesso, però ha compreso anche che Dio ancora lo amava, è pentito e contrito, è ritornato al Signore Gesù. Capite bene l'opera del Signore? Ho un Nuovo Testamento lasciato nella caserma dei carabinieri. Il piantone lo legge e ora è un combattente di Dio, perché il Signore lo ha toccato. Piantone non fa niente, legge, rilegge, dice: ma sai che questo Gesù mi sta convincendo? Sapete perché? Perché a convincere è lo Spirito Santo. Alleluia! Gloria a Gesù. Queste sono le 5 aree ben definite. Però non posso anche non chiedere il vostro aiuto
la vostra partecipazione in quello che noi siamo anche oggi venuti a fare, oltre che a puntualizzare qualche cosa nella organizzazione del campo, dell'opera del Signore. La The Gideons International è formata da gedeoni e ausiliari. I gedeoni e le ausiliari chi sono? I gedeoni sono liberi professionisti, commercianti, imprenditori che decidono di servire il Signore attraverso quest'opera. E quindi con il consenso del pastore, in accordo con la Chiesa, decidono di servire il Signore tramite la distribuzione e la collocazione di Nuovi Testamenti. Le ausiliari invece sono le mogli dei gedeoni che desiderano sostenere il marito, ecco, in quest'opera, attraverso sia la preghiera che è fondamentale, sia anche attraverso la distribuzione e soprattutto la collocazione. Dico soprattutto non che gli altri siano meno importanti, ma per noi gedeoni è un po' magari più imbarazzante andare nel reparto di ginecologia, magari è più attinente che ci vada una donna, quindi l'ausiliaria. Così come anche in pediatria, dove solitamente ci sono le donne e quindi è più attinente mandare la moglie, l'ausiliaria, anziché andarci noi direttamente. Lì si prestano molto di utilità. Ecco chi sono i gedeoni e le ausiliarie. E distribuiamo in quelle aree che sono ben definite, come abbiamo detto, e nello stesso tempo abbiamo la necessità di, come dicevo, di chiedervi questa partecipazione all'aiuto, che è anzitutto la preghiera, lo dicevamo anche nella saletta poco fa. Sosteneteci con le vostre preghiere perché? Perché si possano aprire le porte per una più grande evangelizzazione, per una più grande distribuzione. Stamattina, per esempio, abbiamo fatto una distribuzione a Ragalmuto e a Sambuca e in tutte e due abbiamo avuto i nostri problemi, o meglio, il nemico voleva ostacolare la distribuzione, ma ringraziando Dio ci ha dato sapienza per vincere contro la burocrazia a volte dei direttori della scuola. La direttrice dice no, voi qua non vi mettete, noi chiamiamo i carabinieri. Noi abbiamo detto guardi, non c'è bisogno che li chiami i carabinieri perché abbiamo fatto la comunicazione, non solo abbiamo avvisato i carabinieri, anche il comando dei vigili urbani e anche la polizia, la prefettura. Quindi dici no, mi dia che mi faccia una copia, se la tenga questa è la sua copia. Ha preso, ha visto e noi abbiamo continuato a fare la nostra distribuzione regolarmente, fratelli. Allora capite che la preghiera è importante affinché si possano aprire queste porte, affinché il nemico non possa ostacolare, perché in quella scuola, ve lo voglio dire ancora, ma per sensibilizzare il nostro cuore, ci potrebbero essere i vostri nipoti, i vostri figli, i vostri parenti. Ci potrebbero essere quelle persone che voi state contattando per evangelizzare, poi magari ricevono un Nuovo Testamento, lo leggono a casa e l'opera di Dio diventa grande e si ravvedono e accettano Gesù Cristo nella loro vita. Capite bene? Allora vi chiediamo di pregare costantemente per la The Gideons International. Poi cosa chiediamo anche? So che qui ci sono 10 coppie e ringrazio il Signore, ringrazio anche il pastore Carmelo che si è preso cura di questa opera, di portarla avanti e di spingere, incentivare anche a iscriversi all'opera dei Gedeoni. Però Gesù ha detto la messa è molta e gli operai sono sempre pochi. Perciò pregate il Signore delle messe affinché mandi operai nella sua messe. Ora vedete che se ne dica, purtroppo la parola di Dio dice che siamo pochi. E anche se sembriamo molti, siamo sempre pochi. E poi magari il Signore sta cercando proprio te in questo momento di dire iscriviti in questa associazione. Chiedi al tuo pastore se senti la chiamata. Se non la senti rimani al posto tuo. Se lo devi fare per titolo o per qualsiasi altra cosa, rimani lì che è meglio. Ma se senti ardere dentro di te un fuoco come i 2 di Emmaus, no? Non ci ardeva il cuore mentre ci apriva alle scritture. Se senti che questa chiamata è per te, allora non esitare, parlane col pastore, chiedi il suo consenso e allora potrai iscriverti alla The Gideons International e divulgare, distribuire, collocare la parola di Dio attraverso quest'opera. E poi c'è la parte dolente, la parte che nessuno vorrebbe udire e che io stesso non vorrei dire. Sorella, chi è che ha profetizzato?
Scherzo, io mi permetto che sono nella chiesa del pastore Carmelo, che ci conosciamo da anni, altrimenti manco lo potrei dire, quindi immaginatevi. Ecco, i soldi. I soldi, la parola di Dio dice che l'avidità per il denaro è la radice di ogni male, ed è vero, perché l'avidità per il denaro è la radice di ogni male. Ma il denaro, ahimè, è necessario, perché noi distribuiamo e collochiamo i Nuovi Testamenti, che per le scuole sono questo formato piccolo, no? Gratuitamente. Però questi Nuovi Testamenti che distribuiamo e collochiamo nelle varie aree hanno un costo. E quindi ecco perché abbiamo la necessità di ricevere l'offerta della Chiesa o dei membri. Per questo motivo, solo ed esclusivamente per la ristampa dei Nuovi Testamenti, fratelli. Non un euro viene dato per qualche altra cosa. L'offerta che noi raccogliamo è interamente data per la ristampa del Nuovo Testamento. Non ne prendiamo un euro nemmeno per la benzina. Io sono venuto qui e ho messo diesel, non benzina, con i miei soldi, va bene? Quindi tutto quello che fanno i campi poi lo gestiscono da sé, ma il resto serve semplicemente per la ristampa dei Nuovi Testamenti. E ti voglio dire di più, che questo euro o questi 1.000 euro che tu dai, se qualcuno ha 100.000 euro, grazie, gloria a Dio, li accettiamo comunque. La sorella mi sembrava che stava alzando la mano. No, si è messo il dito qua, semplicemente. Vabbè, scusa. La sorella diceva che vuoi. Allora, a parte gli scherzi, fratelli, questo serve semplicemente per portare anime a Cristo, e quello che noi diamo, no? Lo diamo e partecipiamo all'evangelizzazione. Poco fa parlavamo anche di come possiamo raggiungere le anime nel mondo, perché il tuo euro si trasforma in Nuovo Testamento. Vedete? Io non lo so chi ha dato l'offerta per questo euro. Forse lo hanno dato i fratelli dalla Svizzera, o forse magari i fratelli americani, o forse qualche francese, o può darsi che sono i miei stessi euro che do alla missione mensilmente, settimanalmente, no? Io non lo so, però so una cosa, che quell'euro si trasforma in un Nuovo Testamento, e quel Nuovo Testamento può essere in Russia, in America, in Germania, in Francia. Allora il tuo euro sta evangelizzando in una nazione. Tu sei qui e il tuo euro sta viaggiando per le mani di un Gedeone o un'ausiliaria che può evangelizzare anche in Russia. Pensate un po'. Questo fa la The Gideons International. Questo noi ci studiamo di fare. Va bene? Alleluia. Uno scopo solo, fratelli, credetemi. Non è raccogliere soldi. A noi imbarazza a volte chiedere, va bene? Però noi lo facciamo per uno scopo solo. Ci studiamo, lasciamo le nostre case, come voi fate, lasciamo il nostro lavoro, la nostra occupazione, per fare cosa? Per portare avanti un'opera missionaria dove l'unico guadagno che ne abbiamo è portare anime a Cristo. Questo facciamo noi, fratelli. Altro poi non è in quest'opera, ecco, sostanzialmente. Bene, io ho completato, ho terminato, e ringrazio intanto voi per l'ascolto, i pastori per averci accolto, per la loro disponibilità, ma ringrazio soprattutto il Signore Dio che ci dà la grazia di poterlo servire insieme e di farlo nel nome di Gesù. Dio ci benedica ancora.